Praticamente questo è il primo piano della nuova struttura e è il nucleo che noi per definizione, un po' per comodità, chiamiamo nucleo Alzheimer. Venite, venite. Questo è il salone che di fatto è il centro dell'attività giornaliera. Abbiamo cercato di richiamare quella che è un calore di una casa sostanzialmente. Quindi abbiamo la zona con il soggiorno, l'area con la televisione e il caminetto sottostante che d'inverno funzionerà. Abbiamo ricreato un ambiente conviviale con le stampe, in questo caso la cucina è mascherata con la trattoria e quindi diciamo abbiamo creato questo ambiente che farà sì che le persone che hanno qualche disturbo cognitivo si sentano come a casa loro. Una cosa che faccio notare è che tutte le uscite dove sostanzialmente c'è la possibilità dell'ospite di andare all'esterno sono state mascherate, in questo caso la porta di uscita è stata mascherata con una libreria, così come le uscite dell'altra parte. Interessanti sono anche le camere. Nel nucleo Alzheimer tutte le camere sono state individuate e divise per colore di postazione, no? Giallo, lilla, sia per gli arredi che per le contropareti, e allo stesso tempo abbiamo gli altri due colori che sono l'arancione e il tortora, che identificano appunto le tipologie di ospite. Ecco che i bagni per ogni stanza sono ovviamente nuovi, con spazi generosi e luminosi. Credo che sia davvero un gioiellino del quale possiamo andare orgogliosi.